Benvenuti e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è mercoledì 1 aprile 2026. Il sole sorge alle 6.52 e tramonta alle 19.33. La luna si leva alle 17.39 e cala alle 5.35. La Chiesa Cattolica oggi celebra San Venanzio. Il nome Venanzio deriva dal latino venantius e significa cacciatore. Oggi, 1 aprile, si festeggia il pesce d'aprile, una tradizione goliardica diffusa in tutto il mondo che consiste nel fare degli scherzi innocenti. Una delle beffe più spettacolari avvenne a Copenaghen nel 2001, quando fu allestito un finto incidente, cioè un vagone della metropolitana sembrava essere esploso fuori dal sottosuolo nel bel mezzo della piazza, lasciando così tutti i passanti a bocca aperta. John Elkann celebra oggi i suoi 50 anni. Il manager che guida l'impero di famiglia AD di Exor è presidente di Stellantis e Ferrari raggiunge il traguardo del mezzo secolo, confermandosi una delle figure chiave dell'economia internazionale e della transizione verso l'elettrico del mondo dell'auto. Un caloroso augurio va ad Arrigo Sacchi, che oggi festeggia 80 anni. Un compleanno tondo per il profeta di Fusignano, l'uomo che ha rivoluzionato il calcio moderno con il suo Milan stellare e che ha portato la nazionale italiana ad un passo dal sogno mondiale del 1994. Un'icona intramontabile dello sport. Simona Ventura, la super simo della TV italiana, compie oggi 61 anni. Da quelli che il calcio all'Isola dei Famosi, la sua energia ha segnato decenni di televisione. Dopo il successo a Ballando con le Stelle e il matrimonio con Giovanni Terzi, Simona continua ad essere una delle conduttrici più amate e vulcaniche del piccolo schermo. L'1 aprile 1748 segna una data storica per l'archeologia, l'inizio degli scavi ufficiali che riportarono la scoperta di Pompei. Grazie a Carlo III di Borbone il mondo iniziò a recuperare i tesori cristallizzati dall'eruzione del 79 d.C. Oggi, con i suoi 44 ettari scavati, Pompei è un sito UNESCO che offre uno spaccato unico e commovente della vita quotidiana dell'antica Roma. Ma perché facciamo gli scherzi proprio oggi? Alcune leggende ne fanno risalire l'origine dell'antico Egitto e ad una sfida tra Marco Antonio e Cleopatra. Si racconta che Marco Antonio, per non sfigurare a pesca, fece attaccare un enorme pesce al suo amo da un servo. Ma Cleopatra, accortasi dell'inganno, lo sostituì con un pesce finto fatto di pelle di delfino essiccata. In Italia l'usanza si diffuse massicciamente a fine Ottocento, partendo da Genova. Buongiorno ai 12, oggi la luna arriva in bilancia e Venere si gode il suo nuovo soggiorno in Toro. Cosa vorranno dire le signore dello zodiaco ai segni zodiacali? Scopriamolo insieme. Ariete: Venere ha preso il largo ma rimane sempre fortemente presente proprio perché si fa oggettiva e concreta e a uno metterà a posto tutti i dubbi che avevate in amore. Il lavoro con Saturno nel vostro segno zodiacale non può non essere molto impegnativo. Saturno comincia a distaccarsi un po' da Nettuno e tutto sembra più chiaro. Toro: il soggiorno della bella Venere inizia alla grande, anche se con una fastidiosa quadratura a Plutone. Un Toro quindi che deve ritrovare un po' di creatività in amore, un Toro che deve inventarsi nuove strade, nuovi approcci, perché adesso siete nuovi anche voi. Gemelli: per voi oggi, che Mercurio è un po' più calmo e non incorre nelle ire della Luna, è decisamente un po' più facile a livello comunicativo. La Luna però si oppone a Marte e quadra ancora a voi, per cui dovete evitare ogni occasione di scontro e essere un po' più equilibrati. Cancro: per voi oggi la Luna cambia in uno splendido soggiorno, va in bilancia nel regno di Venere e della bellezza, arriva in quadratura per voi, per cui c'è qualcosa che volete ottenere, che vi piace e che dovrete lottare un po' per raggiungere. Leone: per voi la Luna oggi è molto comunicativa, riesce a farvi esplicare i vostri punti di vista, è una Luna che si scontra un po' con Marte, quindi si dovrete tenere in considerazione
un po' i punti di vista altrui ed essere un pochino più democratici. Vergine, per voi oggi la luna vi saluta, passa in una seconda casa e vi obbliga per impegni lavorativi a gestire meglio le risorse, adesso che vi sentite di nuovo sicuri di poterlo fare. Bilancia, che splendida giornata oggi con l'arrivo della luna. Decisamente sentimenti, emozioni e una passione distante che finalmente si distende e si ritrova. Scorpione, per voi oggi la luna diventa un po' più intrigante del solito. Cosa ha da raccontarvi? Beh, vi suggerisce qualcosa che prima vi sfuggiva. Sfruttate bene questo intuito, soprattutto perché vi rende quel pizzico più seduttivi come piacete a tutti. Sagittario, per voi oggi la luna diventa amica, ammorbidisce un po' le tensioni, vi fa contare un poco meglio sulla squadra e dovrete prendere coscienza anche che a volte per alcuni il gioco finisce, quindi comportatevi in maniera sportiva e accettate pure che la squadra cambi qualche elemento. Capricorno, per voi oggi sarà molto importante decidere bene e valutare cosa fare. Comincia adesso una nuova fase di pianificazione e agire su quello che avete ottenuto sarà oculatamente semplice e interessante. Acquario, un bellissimo trigono della luna che vi riporta finalmente un po' più leggeri, dato che la quadratura di Venere imperversa ancora su Plutone confonde un po' le acque in amore, la luna vi dà comunque la chiarezza che vi serve per essere coerenti. Pesci, per voi oggi è una giornata in cui finisce l'opposizione della luna, quindi l'umore torna a salire e tutto è un po' più disteso e piacevole. Nel 1957 la BBC realizzò quello che è considerato il più grande pesce d'aprile televisivo di sempre, un documentario serio e dettagliato sulla raccolta degli spaghetti dagli alberi del Canton Ticino. Migliaia di telespettatori ci credettero, telefonando addirittura alla rete per chiedere come poter coltivare il proprio albero di spaghetti. Ma perché si chiama proprio pesce d'aprile? Una delle spiegazioni più curiose riguarda l'usanza fiorentina di mandare i creduloni in piazza a comprare del pesce, che in realtà era solo dipinto sui muri di carta. Appiccicare un pesce di carta sulla schiena di un amico ignaro è diventato così il simbolo della vittima che abbocca all'amo della burla. Oggi ricordiamo il genio inquieto di Nikolai Gogol. Con i suoi racconti come Il cappotto o Le anime morte ha descritto la follia della burocrazia e le miserie umane. Gogol stesso visse al confine con l'ossessione, arrivando addirittura a bruciare i suoi stessi manoscritti in preda delle crisi mistiche. Un matto della letteratura che ha saputo ridere delle tragedie umane per non piangerne. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Sii grato per ciò che hai, finirai per averne di più. Se ti concentri su ciò che invece non hai, non ne avrai mai abbastanza. Iniziamo questo nuovo mese con un sorriso e tanta gratitudine, senza dimenticare di stare attenti a non abboccare a troppi scherzi oggi. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani per un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.